Anch'io accolgo favorevolmente appunto la volontà unanime del Consiglio regionale. Tra l'altro, oltre alla sponsorizzazione della nazionale di calcio, vorrei ricordare che nei mesi scorsi c'era anche stato uno scivolone, credo, del sottosegretario dell'economia delegato ai giochi Pierpaolo Baretta, che andando a una inaugurazione Beretta, che andando a una inaugurazione di una fiera delle slot VLT non solo tagliato nastri, ma anche provato a giocare, dando sicuramente con un'azione simbolica che sicuramente poteva evitare, anche perché al di là delle dichiarazioni di principio, c'è un deserto delle buone intenzioni degli ultimi anni che ha visto pochissime azioni concrete poi andare avanti. Ci auguriamo che appunto queste due mozioni accolte e soprattutto il costituirsi del comitato ristretto che nei prossimi giorni andrà a esaminare le possibili modifiche per migliorare la nostra legge regionale contro il gioco d'azzardo, speriamo che siano delle azioni concrete appunto che riescano ad andare nella direzione giusta.